Ben ritrovati a Pianeta Veneto, la trasmissione online dedicata al tennis veneto. Come sapete parliamo con ospiti nuovi in luoghi nuovi di tennis veneto. Questa puntata siamo ospitati a Este in provincia di Padova dal Tennis Club Este. Abbiamo come primo ospite proprio il presidente del tennis locale, che è stato anche direttore di una bella manifestazione internazionale, un $15.000 maschile. Insomma, tu Fabio, che sei un grande appassionato, hai portato il grande tennis a Este. Sì, questa è stata un'edizione particolarmente interessante perché c'è stato un tabellone molto forte e soprattutto tra la 200ª posizione e la 300ª posizione c'erano tantissimi giocatori e addirittura credo che sia stato uno dei future più forti che ci sia stato in Italia, ma sicuramente anche in Europa. Questo ha richiamato tanta gente a vedere le partite e naturalmente siamo molto soddisfatti di come è andato il torneo. Inoltre quest'anno abbiamo avuto 12 nazioni presenti al torneo e quindi questo ci inorgoglisce particolarmente. Siamo all'8ª edizione e per noi è un traguardo molto importante. Sì, perché avete portato un evento di questa importanza a Este, che è per sé una bella città, però è un angolino di mondo che è stato conosciuto dai tennisti adesso con questo torneo internazionale. Poi ho visto tante facce che continuano a tornare negli anni perché amano particolarmente l'accoglienza, l'ospitalità, il servizio che offrite, e dobbiamo forse anche ringraziare i tanti volontari che operano nel torneo. Sì, sicuramente ci sono tantissimi appassionati, volontari del circolo che prestano la loro opera durante la settimana e soprattutto devo ringraziare tutti gli sponsor che continuano a sostenerci ormai da anni e lo fanno con grande passione perché innanzitutto sono dei giocatori di tennis e quindi lo fanno in virtù del fatto che noi veramente diamo il massimo per l'ottima riuscita di questa manifestazione e quindi si sentono estremamente ricambiati dalla nostra grandissima passione, la grandissima volontà di portare avanti questo torneo ormai che è diventato un evento della zona e richiama molte persone non solo da Este ma un po' diciamo da tutto il Veneto. E soprattutto devo ringraziare l'amministrazione comunale, la regione, la provincia che ci sostengono sempre in questo tipo di manifestazione e anche loro sentono l'importanza della manifestazione per il binomio che si crea tra sport e turismo in queste occasioni. Poi in queste, a parte il colpo scenico, il colpo d'occhio che alla sera si arriva qui, tanta gente veniva a vedere il torneo, poi stava qui, socializzava, faceva la chiacchiera, era molto bello ed è stato apprezzato tantissimo, ha fatto molto richiamo e poi è bello che ogni anno c'è qualcosa di nuovo. Quest'anno voi avete proposto ai giocatori e ovviamente anche ai soci una bellissima struttura che comprende gli spogliatoi nuovi, la palestra, la sala medica e poi entro l'anno avete in programma anche il cambio della clubhouse, quindi un rinnovamento continuo perché nell'area c'è il desiderio anche di crescere come torneo, vero? Sì, finalmente dopo grandi sforzi, sacrifici siamo riusciti a completare la struttura, nuova struttura degli spogliatoi, della palestra che è stata inaugurata il 19 luglio, quindi proprio in occasione del torneo e sicuramente ci accingiamo alla ristrutturazione della clubhouse e l'obiettivo è quello di ristrutturare il ristorante e renderlo ancora più funzionale in base alle esigenze che, come si è visto in questi giorni, sono abbastanza importanti. Abbiamo avuto la media di una presenza di circa 200 persone la sera che si fermavano qui, si intrattenevano più che altro con piacere al ristorante e avevamo sempre la tribuna piena che è di circa 400 spettatori, quindi l'afflusso quest'anno è stato particolarmente interessante. Tra l'altro è piaciuto tanto il torneo non solo per il livello di gioco ma anche tutto sommato per la disponibilità anche dei giocatori, per la loro simpatia, insomma è stato bello vedere questo scambio tra locali e giocatori. L'unica cosa negativa, se possiamo dire così, è che quest'anno giocatori italiani sono mancati, ce n'erano tante nelle qualificazioni ma sono mancati in semifinale e nelle finali un solo giocatore nel doppio. Sì, è verissimo, diciamo che
È la prima volta che succede che in una semifinale non è presente un giocatore italiano, è la prima volta da 8 anni. E sicuramente la cosa che piace un po' a tutti i giocatori è che qua vivono un clima molto familiare, è come se i giocatori vivessero e si allenassero in questo circolo, e quindi questo sicuramente è dovuto alla grande voglia di tennis che c'è in questo circolo, e quindi ognuno si sente a casa propria. E questa secondo me è la nostra forza e il richiamo per tanti giocatori a tornare sempre in questo torneo. Io, Fabio, ti ringrazio perché è sempre un piacere essere qui a Este per il torneo, per l'ospitalità, e speriamo appunto che crescendo in strutture e in servizi si possa ospitare anche una manifestazione più grande, perché sicuramente fa bene anche al tennis locale. Ho visto tantissimi ragazzini che si sono dati da fare, che sono venuti a vedere il torneo, e per loro è sicuramente uno stimolo proprio socializzare anche con gli atleti. Di nuovo grazie a Fabio Morra, io vi lascio solo qualche secondo, tempo per che arrivi un nuovo ospite. A tra poco. Eccoci ritornati con un nuovo ospite, Ivan Orsolon, che qui a Este insegna ai ragazzi alla scuola SAT. E ci sono tanti ragazzi qui a Este? Ma c'è stato un cambiamento, diciamo, dall'estate dell'anno scorso, del 2012. Adesso anche il TC Este si occupa di prima persona anche dell'impegno con la scuola SAT, quindi sono loro i responsabili. Prima invece era più affidata al maestro locale, adesso con il cambiamento sia di staff ma soprattutto da questo punto di vista qua i ragazzi, mi dicono proprio i vari dirigenti, sono aumentati. Insomma, abbiamo toccato anche dai 65 ai 70 ragazzi che frequentano la scuola SAT. Quindi una buona realtà tutto sommato per una città come Este, si lavora bene. È una città che chiaramente è un bel paese, perché 20.000 abitanti non sono pochi per un paese chiaramente in provincia, quindi è già sicuramente c'è un bel bacino d'utenza. Certo, abbiamo anche la concorrenza qua vicino, quindi non è che esiste solo Este, però sicuramente insomma, come inizio nel progetto, diciamo, triennale, nella quale insomma, si cerca di far partecipe un po' tutto lo staff tecnico, i dirigenti della realtà Este, insomma, come primo anno penso che si sia chiuso in un modo positivo. Senti, tu sei stato in tante realtà anche cittadine, magari anche più grosse. Cosa pensi di queste scuole SAT? Funziona bene, il movimento c'è? Ma io credo I che bambini hanno voglia di giocare, c'è bacino nelle scuole? Credo che come tutti gli sviluppi dei vari settori che ci sono, che chiaramente diciamo a livello anche mondiale, che esula solamente il discorso del tennis, è una realtà importante per un ragazzo, perché comunque si toglie quello che era una volta la scuola SAT, quello che erano i vecchi oratori, che però erano un attimino un punto di rifugio per i genitori, nella quale chiaramente si cercava di rifugiare il ragazzo in un posto più o meno sano. Invece qua c'è anche un po' più di professionalità. Chiaro, non va mai a mancare, specie con la realtà SAT, il discorso ludico, nella quale i ragazzi vanno in cerca insomma, del divertimento chiaramente. Poi se ben venga arrivano anche dei giocatori un pochettino più agonisti, si faranno anche certi altri discorsi, ma diciamo che allora possiamo anche leggermente esulare, cioè va fuori dal discorso SAT e dall'ambiente SAT. Diciamo che soprattutto si ricerca quell'aspetto ludico per i bambini, in particolare di 5, 6, 7 anni. Poi man mano che crescono, sempre senza mai togliere il divertimento a loro, cercare anche di fargli conoscere un pochettino di più questo sport. E una vetrina importante ce l'abbiamo proprio in questa settimana qua, e ho visto anche presenza di ragazzi che comunque si sono anche divertiti a vedere certi giocatori giocare, quindi è sicuramente una vetrina importante. Ivano, senti, tu sei stato un buon giocatore di doppio, ti sei dato qualche soddisfazione, una disciplina molto bella, l'abbiamo vista anche qui al torneo internazionale, è piaciuta tantissimo al pubblico, si gioca tantissimo nei circoli, però forse manca qualche torneo a livello nazionale o anche regionale. Ecco, nazionale magari no, ma sicuramente a livello regionale, magari Padova, ecco, esula da questo discorso, perché con il discorso del tennis dance, insomma, ci sono queste competizioni di doppio maschile, anche doppio misto, però già se andiamo su un'altra realtà tipo Vicenza, che io conosco anche abbastanza bene, o anche altre parti, non si gioca poi tanto il doppio. Il tennis d'altronde è nato come sport individuale, e quindi chiaramente la gara di singolare ha sicuramente una vetrina di risalto maggiore. Già il doppio comincia a essere, per me, molto divertente come disciplina e molto utile anche per un miglioramento tecnico, però comincia già a essere un discorso di componente di squadra, e quindi va un pochettino
insomma in contrasto, come se fosse un altro sport da un certo punto di vista, anche se rimane, secondo me, un gran doppista può fare sempre anche degli ottimi risultati anche in singolare. Sì, insomma, a me piace particolarmente il doppio, No, secondo me è divertente. per me è giocato quindi... bene, diverte molto, noi anche qua in questa settimana è stato un bel torneo, purtroppo bisogna essere anche sinceri, la finale poteva venire fuori un qualcosina meglio, ma d'altronde quando un giocatore è anche impegnato in singolare può succedere che dopo in doppio ci arrivi un attimino un po' più scarico, però ci sono stati degli incontri veramente che la gente si sono fermati più a vedere il doppio che non il singolo in certi momenti. Sì, è vero. E un'ultima cosa, tu che sei anche un calciatore, il calcio fa parte della tua vita È il primo amore, sportiva, sì. Ecco. Diciamo il primo Calcio e tennis li facciamo fidanzare? Ma è sempre stato un binomio che è sempre stato contraddittorio nella mia vita, no? Sembra che una cosa non può fare l'altro, tutto quanto. Sicuramente ci sono state, nei primi miei anni il calcio è stata la passione più grande, mi ha dato tante soddisfazioni, sono riuscito a giocare nel Vicenza, insomma una squadra professionistica nel settore giovanile. Ho allenato, insomma, ho conosciuto delle varie realtà anche con giocatori professionisti, adesso diciamo che in questo momento c'è il tennis, però credo che si possa anche convivere con più cose, è chiaro che dopo bisogna un attimino anche focalizzare le proprie energie, le proprie forze soprattutto su uno dei due aspetti e in questo momento devo dire la verità che delle soddisfazioni ultimamente le ho ricevute di più su questo ambiente qua. Va bene, allora lanciamo questa spada a favore di un'amicizia. Insomma, ci sono tanti giocatori di calcio che nel tempo libero giocano a tennis, Certo. li vediamo girare nei circoli, come ci sono dei tennisti che per allenarsi un'oretta di calcio o di calcetto ancora meglio se la fanno volentieri, per cui insomma questi due sport in fondo si amano. Si amano, anche secondo me. Ecco, e quindi insomma magari possiamo pensare l'anno prossimo a Este di fare i vincitori, i semifinalisti del torneo di singolare e di doppio e fargli fare una partita di calcio con amici, dirigenti. Magari Qui dietro c'è lo stadio. Il campo da calcio è bello grande, quindi a certe età non lo so, però il calcetto se ne può parlare, magari riduciamo un attimo gli spazi. Sicuramente è un'iniziativa, si potrebbe anche fare. Insomma, Visto che abbiamo lanciato, prima Fabio ho chiesto facciamo un torneo più grosso, un 50.000, facciamo anche questa manifestazione e vediamo comunque se porta nuove facce anche al tennis ma anche al calcio. Se riusciamo a realizzarla io ci sarò, io vado in campo, ecco, questo lo prometto, poi speriamo. Io ringrazio Ivano, siamo in chiusura della prima parte della trasmissione, con Pianeta Veneto ritorniamo tra pochissimo e con un nuovo ospite, di nuovo grazie a Ivano.